paccheri al forno ripieni di baccalà con crema di broccoletti. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una ricetta tipica napoletana, una ricetta dell'800 ed è un pacchero ripieno di baccalà con una salsa ai broccoletti. È una ricetta molto semplice ma di una bontà incredibile. Non ha stagione, insomma, si può fare in estate, si può fare in inverno, è una ricetta che ha in sé tutti i sapori di Napoli, i broccoli che possono essere anche friarielli per esempio, il baccalà che nonostante insomma venga da ben altre parti, a Napoli è molto presente, molto usato, tanto da essere anche presente nel cenone di Natale per esempio. Gli ingredienti sono semplicissimi, come vi ho detto il baccalà, più c'è una crema di besciamella che però non è con il burro ma con l'olio, quindi una crema al latte diciamo, fatta con l'olio. Si inforneranno, i paccheri io li faccio a mano, quindi saranno dei mini cannelloni, voi potete comprare tranquillamente quelli già fatti, li cuocete a metà cottura e poi li riempite con il sac à poche e il procedimento è lo stesso che faccio io, quindi a voi la scelta. Cominciamo con gli ingredienti e poi passiamo alla preparazione. Per i nostri paccheri ripieni ci serviranno 150 g di baccalà che io già ho bollito, diciamo che inizialmente poteva essere un 180 g crudo, poi vi dirò come bollirlo, un bicchiere di latte, farina, ne mettiamo un cucchiaino e mezzo, due cucchiai scarsi di parmigiano, diciamo un cucchiaio e mezzo, del pepe, uno spicchio d'aglio, 150 g di broccoletti lessati, 25 ml di acqua della bollitura del nostro baccalà, peperoncino e sale, olio extravergine. E invece per i nostri paccheri che io farò a mano, perché saranno praticamente dei paccheri freschi, si possono fare anche i paccheri secchi, cioè trovate i paccheri secchi, li riempite, li bollite a metà, insomma a metà cottura e poi li riempite, io li faccio freschi e userò della semola rimacinata, quindi farina di semola rimacinata, acqua, un po' di vino e un po' di farina 00. In più faremo bollire questo baccalà in acqua con un po' di sedano, una carota e un po' di cipolla, porteremo a bollore e poi spegniamo. Ho messo il baccalà nell'acqua, ho messo carota, sedano, cipolla, un po' di sale, controllate sempre il baccalà come di sale, se è molto salato evitate, altrimenti ce ne aggiungete un poco. E adesso lo portiamo a bollore, appena bolle lo chiudiamo e lo scoliamo e ci conserviamo un poco di quest'acqua. Ho messo olio e aglio nel mio tegame e adesso faccio soffriggere un po' l'aglio, lo faccio imbiondire, poi spengo e ci aggiungo i nostri broccoletti. Ora che l'aglio è soffritto e l'ho fatto raffreddare un po', ci metto i miei broccoletti e li faccio andare così per un po', vedo se va bene di sale, ma credo che un po' di sale ci vuole. Aggiungo un po' di acqua del baccalà, quello in cui abbiamo bollito il baccalà intendo, facciamo andare un po' così, facciamo diventare belli croccanti. Ho aggiunto anche il peperoncino, adesso faccio diciamo cuocere un altro poco e poi spengo e ci dedichiamo alla crema al latte. Non la chiamo bechamel perché non c'è il burro dentro, la faremo con l'olio. Ho messo i 2 cucchiaini di farina nella mia pentolina, adesso ci metto un cucchiaio di olio, giro un poco e
ci unisco un po' alla volta il latte, poco alla volta, in modo che non si fanno grumi. Assaggio come di sale, no, ce ne vuole un poco. Giriamo sempre e girando facciamo in modo che non si attacchi sul fondo. Come vedete la nostra crema di latte, la nostra besciamella all'olio si è ben raddensata e adesso la steniamo e la facciamo raffreddare. Mettetela in una ciotola coperta con un poco di pellicola a contatto, se no si fa quella crosta antipaticissima e poi si tende a farsi un poco di acqua sotto i coperchi, se per esempio la ora che la nostra besciamella si è raffreddata, io ne ho presa diciamo un poco meno della metà. Questo è il nostro baccalà che io sto spezzettando in modo da poterlo poi amalgamare con la nostra besciamella all'olio o crema al latte, come più vi piace. Ho sentito una spina, ecco qua. Questo vedete è anche buono, perché se sentiamo qualche spinetta, qualcosa, la possiamo levare, quindi è buono che facciamo in questo modo. Ecco qui. Adesso ci mettiamo la nostra besciamella all'olio, che insomma è tiepida, ce la amalgamiamo bene e ci mettiamo anche il nostro formaggio, il nostro parmigiano. Io lo prendo da qui, ecco qui. Finiamo di mettere la nostra besciamella adesso ci mettiamo anche un po' di pepe, ci vuole, e facciamo finire di raffreddare. Ci dedichiamo alla nostra pasta, ai nostri paccheri. Io metto 1, 2, 3, 4 cucchiai di farina di semola rimacinata e un cucchiaio abbondante di farina 00. Adesso cominciamo a mettere un poco di acqua, un poco di vino bianco, ma proprio un mezzo cucchiaino, ecco qui. Questo per non farla scurire è un ottimo sistema. E ora continuiamo con la nostra acqua, fino a quando ne assorbe, ovviamente. Ora che il nostro impasto è sodo ma non durissimo, io adesso lo stendo con la macchinetta, perché mi è più comodo, è più veloce e viene anche meglio. Io sto passando la mia pasta nella macchinetta della pasta, ovviamente, per fare la sfoglia, e arriverò diciamo fino allo step più fine, in modo da farla bella fine, perché sennò la pasta doppia non è buona, lo sapete meglio di me. Io continuo, ho fatto 2 sfoglie perché non devono essere molto lunghi, perché giustamente devo fare il pacchero, quindi. E allora adesso me li taglio in questo senso. Diciamo che, come per intenderci, sono 8 dita di larghezza. Ecco qui.
tagliato in due, e adesso aggiustiamoci un po' per i laterali, perché sennò vengono tutti storti questi nostri paccheri qui, e facciamo così, perché poi li dovremo lessare velocemente, quindi teniamo conto che facciamo in questo modo, quindi li facciamo di questa larghezza. Io ho tenuto le sfoglie unite e le ho tagliate, diciamo, insieme, in modo da farle venire il più possibile. Ora che l'acqua bolle ho messo un poco di olio, il sale, e sto mettendo le nostre sfogliette per fare i paccheri. Appena salgono c'è la boule con l'acqua fredda e ce le metto dentro e continuo così, poi le metto in un colapasta. Ho sistemato i paccheri, vedete che ho messo poi in un colapasta sul mio tavolo e me li incomincio a riempire in questo modo, così, e poi arrotoliamo. Ecco qui, e poi ce li sistemiamo nella nostra teglia. Questo è il nostro impasto che abbiamo fatto in precedenza con il baccalà e la besciamella all'olio. Sono dei piccoli cannoli praticamente, invece di riempire il pacchero facciamo questa cosa che è molto più carina e anche molto più elegante. Certo, se andate di fretta fatelo con il pacchero confezionato, più veloce. La nostra besciamella raffreddata, vedete se è bella indurita, allora ci aggiungiamo un poco di latte ancora. Questa è la nostra besciamella che abbiamo fatto con l'olio, la rendiamo più fluida. Aggiungiamo un po' di besciamella ai nostri broccoli, uniamo un altro poco di latte e un altro po' di olio. E adesso mettiamo sulla base della nostra teglia la besciamella che abbiamo un po' allungato con il nostro latte, e ci mettiamo i nostri paccheri. Ho messo il resto della besciamella che è rimasta sopra e adesso ci mettiamo i nostri broccoletti che abbiamo scaltrito con la besciamella che abbiamo aggiunto e il nostro latte. E poi inforniamo. Dobbiamo infornare, ma non farli cuocere moltissimo, diciamo che li mettiamo a 180 gradi per una ventina di minuti, non di più, non si devono seccare troppo. Ecco qui, i nostri paccheri sono usciti dal forno, adesso li metto nei piatti e li servo. Come vedete non ho fatto fare una crosticina perché devono rimanere comunque morbidi. Ecco i nostri paccheri con baccalà pronti per essere serviti. Buon appetito a tutti!